Presidente Tesserin, bilancio regionale, come siamo messi? Siamo nella fase di chiusura della discussione generale e sono stati presentati gli emendamenti. È in questa fase che si possono giocare le partite più importanti per i singoli territori e in particolare per noi per quanto riguarda l'area della nostra città. Sappiamo di avere una situazione difficilissima nel settore della pesca, per cui ho presentato io, come altri hanno anche presentato degli emendamenti a favore della pesca, sia la pesca tradizionale di mare, sia la piccola pesca, in particolare con riferimento anche agli allevamenti della gestione lagunare. Accanto a questo, l'operazione più importante che stiamo cercando di gestire è quella di avere i fondi necessari per i ripascimenti degli arenili, cosa che siamo in grado di garantire a chi avverrà per la parte ordinaria finalizzata ad avere la possibilità che già da subito la spiaggia sia utilizzabile per la nuova stagione, sapendo che poi c'è il grande progetto approvato finalmente dalla Commissione VIA per poter fare la regimazione in termini complessivi per il tratto che va dall'Adige al Brento e per il tratto che va dalla diga di San Felice al Brenta. La partita più grossa però che stiamo giocando è quella di avere i finanziamenti per completare la strada dell'Arzerone dal punto a cui è arrivata più o meno a ridosso delle realtà di Bagli fino alla intersecazione con la Moselice Madre. È un'operazione che sta a cavallo fra il bilancio e il piano triennale della mobilità, per cui stiamo giocando sia adesso per la parte dei finanziamenti progetti, sia per la parte che arriverà dopo con il piano triennale che licenzieremo in seconda commissione per andare in aula. È una partita importante che stiamo giocando a favore della città in una stagione di ristrettezze finanziarie e territoriali. Stiamo seguendo sempre con moltissima attenzione la partita che riguarda la sanità, quindi l'ospedale. Mi pare che il nuovo direttore del BEN stia operando molto bene. C'è stato un incontro proprio ieri tra i vertici della ULSS e l'amministrazione comunale per poter avere l'accesso ai terreni che stanno a nord dell'ospedale per poterlo ampliare, in maniera da rendere operativo il progetto dei 15 milioni di euro più 2 che serviranno ad avere un ospedale in linea con la gestione di oggi. Sono in corso i concorsi per i primari nuovi, sia quello della ortopedia sia quello per la gestione complessiva delle aree interne nei diversi segmenti. Mi pare un dato importantissimo perché sono i problemi che attengono di più alle problematiche della nostra città e questo è quello che cerchiamo di fare in una stagione, ripeto, con tagli pesantissimi per le autonomie, il comune, le province e la regione. Teniamo attenzione a quello che è il comparto del turismo, sapendo che le risorse sono poche, cercando di cogliere il meglio che si possa fare. Devo dire che non ho capita la scelta dell'amministrazione comunale di porre gli uffici a Chioggia in Palazzo Ravaiano. Da oltre 10 anni stiamo parlando e c'era un impegno da parte dell'amministrazione anche provinciale di portare la sede dello IAT presso la loggia dei Bandi. Adesso vederlo relegato in un posto difficilmente accessibile, in particolare dai turisti, mi sembra un passo indietro. Spero che l'amministrazione comunale provveda sia a portare a Chioggia lo IAT, ma a portarlo nella sede più idonea, che è quella a cui facilmente i cittadini, specie i turisti, possono arrivare.